Questa è una giornata importante perché presentiamo agli enti locali, al territorio, un numero di servizi innovativi che stiamo rilasciando molto importante. Siamo convinti che il futuro di questa regione sia assolutamente digitale, ecco perché ci siamo concentrati sulle infrastrutture, da un lato, completamento della rete di fibra ottica, attivazione di un sistema di data center molto innovativo. Cultura, competenze, quindi stiamo rilasciando una serie di academy sul territorio, di accademie proprio per formare i nostri utenti da un lato, ma anche la cittadinanza dall'altro. Terzo aspetto molto importante è la componente dei servizi. Siamo convinti che il servizio digitale migliora la vita del cittadino. Ecco perché abbiamo rilasciato un anno fa ormai un portale dei servizi al cittadino, da cui è possibile utilizzare fino a 60 servizi direttamente dal proprio smartphone, dal proprio tablet o dal proprio computer per vivere meglio la vita di tutti i giorni. Vi faccio 2 esempi. Prenotare esami e visite specialistiche, cambiare il medico di medicina generale, piuttosto che avere un certificato anagrafico o di stato di famiglia, oggi è possibile direttamente dal vostro smartphone e riteniamo che questa sia veramente una grande rivoluzione. Saranno rivolte ai nostri utenti. Noi oggi serviamo più di 20.000 utenti in tutta la regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Sono utenti che fanno parte del mondo regionale, del mondo degli enti locali, quindi comuni, e anche delle aziende sanitarie. 20.000 persone, 20.000 utenti, saranno rivolte principalmente a loro. Noi abbiamo un calendario di iniziative formative già in essere molto importante. Saranno anche aperte però alla cittadinanza, quindi immaginiamo che le nostre persone, i nostri collaboratori possano andare sui territori e spiegare come il digitale oggi può veramente cambiare il modo di vivere.